buonasera. L'ospite di questa nostra serata di approfondimento è oggi un personaggio particolare, un nostro grande amico, l'abbiamo seguito negli anni, tantissimi anni fa, abbiamo fatto anche un bel servizio. Ve lo presento, è il dottor Giovanni Ruvolo, cardiochirurgo, nonché presidente dell'associazione Onlus a Cuore Aperto. Il dottore Giovanni Ruvolo, in atto, diciamo, anche si insiederà il 1° settembre, ma diciamo, possiamo dare già la notizia, è direttore della cardiochirurgia dell'Università Tor Vergata di Roma, ma è stato anche al Policlinico di Palermo, giusto, ha avuto la cattedra di cardiochirurgia all'Università di Palermo, per cui dicevo che noi tantissimi anni fa il dottore Ruvolo ci ha permesso anche di fare un servizio mentre faceva un intervento chirurgico. Noi ora vedremo quelle immagini, ma col dottor Giovanni Ruvolo parleremo sia dell'attività di Onlus, dell'associazione a Cuore Aperto, e anche di queste novità che possiamo dire veramente siamo contenti, perché in anteprima il dottore Ruvolo ha portato qui a TVA, nella nostra televisione, due filmati di una novità che in campo di cardiochirurgia è veramente diciamo, di grande livello. Poi lui stesso ci farà vedere il filmato e ci spiegherà queste due nuove tecniche che interesseranno appunto degli interventi che si fanno sulle valvole aortiche e mitrali, che io chiaramente non sono un cardiochirurgo, quindi non vorrei dire fesserie, però do la parola al dottore Giovanni Ruvolo. Ripeto, siamo contenti di questa sua presenza, perché ha trovato, era da diversi mesi che concordavamo questa intervista, ha trovato ora un po' di tempo prima che, diciamo, si insiederà nel suo nuovo lavoro a Roma. Grazie Giovanni per aver accettato il nostro invito, veramente, diciamo, sono contento e anche emozionato. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, parliamo di questa iniziativa che ormai da diversi anni, insieme alla moglie, ricordiamo che la moglie è anche l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che diciamo, cura, deputata regionale dell'Ars, eletta qualche anno fa, che insieme al dottore Ruvolo, diciamo, si occupano di questa associazione a Cuore Aperto. Ecco, cos'è a Cuore Aperto? Qual è l'attività che fa a Cuore Aperto? Beh, questa è un'associazione che ormai da 10 anni abbiamo fatto con alcuni pazienti, e questa associazione fondamentalmente si occupa, cerca di assistere i pazienti, chi ha necessità di essere seguito nell'iter diagnostico terapeutico, e organizziamo delle iniziative sia in Sicilia che in Tanzania, in Africa, a Dipogolo, che è un villaggio vicino Iringa, nel sud della Tanzania. Sì, questa è un'immagine dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Tanzania, perché da 10 anni, quasi ogni anno, andiamo appunto a Dipogolo. Questa associazione fondamentalmente ha ristrutturato un dispensario a Dipogolo, abbiamo fatto un ambulatorio di cardiologia, ma quello che ci inorgoglisce è che in questi 10 anni, grazie alla generosità dei siciliani e anche di persone del resto d'Italia, abbiamo creato delle borse di studio che hanno permesso a circa 200 ragazzi di studiare sempre in Tanzania, e sono diventati infermieri, medici, tecnici, e quindi hanno riscattato la loro dignità di persone umane. In più, quando andiamo in Tanzania, grazie ai Lions, abbiamo comprato un fuoristrada che appunto teniamo a Dipogolo, e con l'aiuto di alcuni volontari giriamo per i villaggi del sud della Tanzania, facendo degli esami ecocardiografici, delle visite cardiologiche, e persone anche fanno 30 km a piedi per essere visitati. Per quanto riguarda invece l'iniziativa in Sicilia, abbiamo da circa un anno portato avanti un progetto sanitario, una prevenzione dell'aneurisma dell'aorta, che è una patologia dilatativa di questo grosso vaso che emerge dal cuore, e abbiamo fatto, a parte delle conferenze in alcuni paesi, ma anche in tanti paesi della provincia di Agrigento, facciamo
degli esami, delle visite cardiologiche con esami ecocardiografici e evidenziamo appunto patologie che spesso sono asintomatiche, cioè senza sintomi e di cui il paziente non si rende conto, ma che invece vengono fuori con appunto gli esami ecocardiografici. Abbiamo fatto anche nelle scuole per cercare di fare uno screening cardiologico agli studenti del terza media, del quinto anno di alcuni licei, e il prossimo 12 settembre in mattinata andremo appunto a Cianciana, e dove al centro sociale, assieme organizzato con la collaborazione del sindaco, anche dei sacerdoti, dei medici locali, organizzeremo appunto una serie di esami ecocardiografici che hanno lo scopo appunto di fare prevenzione nel campo cardiovascolare. Ecco, ricordiamo che c'è anche una pagina su internet, voi avete un sito, chi vuole diciamo saperne di più, c'è anche una pagina Facebook, io l'ho controllata qualche ora fa e devo dire che veramente fate un'attività di grande interesse sociale. In particolare volevo rivolgermi anche alla Tanzania. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontrate nel luogo? Ecco, perché ho visto che manca l'acqua, avete anche finanziato un pozzo idrico. Ma fondamentalmente insomma, ci sono, sì. Prima di parlare delle cose nostre, insomma, focalizziamo un po' l'attenzione su quello che è appunto il lavoro che sicuramente nobile che fate voi e anche i vostri collaboratori. Ma essendo dei medici, noi, essendo io un cardiochirurgo, assieme a dei volontari e un cardiologo di Roma, il dottor Gianni Antoni, ci occupiamo di cardiologia, perché lì non è impossibile pensare a interventi cardiochirurgici in questo momento. E quindi portando delle apparecchiature portatili, in particolare elettrocardiografi, ecocardiografi, giriamo per i villaggi. Quando arriviamo, attraverso il tantam anche di Radio Maria, attraverso anche i sacerdoti dei villaggi, facciamo 15 giorni, 20 giorni di visite appunto girando in questi villaggi sperduti, e con l'ausilio di gruppi elettrogeni colleghiamo queste apparecchiature e le persone arrivano dalle campagne, da questi sperduti villaggi nelle missioni più importanti, e a volte troviamo 100-120 persone da visitare in una giornata. E queste persone in pratica, soprattutto qualche anno fa, non sapevano che esistesse un cuore, non sapevano che si potesse anche essere visitati, e non sapevano cosa significasse una pressione. I primi elettrocardiografi, i primi elettrocardiogrammi li abbiamo portati noi, ancora non c'è un servizio di ecocardiografia in questa zona. Per dare un'idea, se uno ha bisogno di fare un ecocardiogramma deve andare a Dar es Salaam, che dista circa 500 km, ma prima di ricoverarsi in ospedale, che è tutto privato, deve pagare circa $100, e considerate che chi lavora vive con 80 centesimi di dollaro al giorno, e quindi nessuno si può quasi permettere di andare in ospedale. Non solo, ma in ospedale non passano il cibo, quindi deve essere il paziente accompagnato. E già il costo di 10-12 euro di autobus è quasi proibitivo per tantissime persone. E quindi allora, visto che la gente non poteva ricevere sanità, ho pensato con il progetto... Ma da cosa è venuta l'idea proprio di andare lì negli anni? Ma fondamentalmente tutto è nato così, dopo l'intervento di bypass coronarico che io ho fatto al mio ex rettore di seminario, che era Monsignor Giuseppe Di Marco. Io ho fatto 7 anni in seminario, poi lui ha avuto necessità di essere operato al cuore, e dopo l'intervento io ho detto: ma che cosa fa Monsignore? Lui ha detto: abbiamo questa missione in Tanzania. E quasi per scherzo ho detto: vabbè, veniamo, come tutti noi occidentali pensiamo un po' di riscattare la nostra anima, e siamo andati con mia moglie, abbiamo portato un elettrocardiografo. Poi dopo, quando stavamo per partire, le persone ci hanno guardato e hanno detto: beh, ora ve ne andate, siete i soliti occidentali
che portate speranza e ci E lasciate poi più staccate la disperati spina, di prima. sì, certo. Ci siamo sentiti veramente come uomini. Che anno era, dottore? 2004. Ah, 2000, quindi già diciamo siamo oltre 10 anni. E quindi quasi ci siamo mortificati nel vedere delle persone che ci chiedevano aiuto e per tutto sommato per cose banali. E allora torniamo il prossimo anno e così da circa oltre 10 anni, quasi ogni anno siamo andati cercando di portare, ma soprattutto abbiamo pensato, visto che non c'erano persone che potevano dare sanità, abbiamo pensato di raccogliere dei soldi e devo dire per fare delle borse di studio, per fare studiare, formare infermieri, per far formare nel posto. Queste persone stanno lì, non vogliono venire qui, quindi questo è anche un messaggio che io vorrei dare alle persone. Giustamente diceva la Boldrini in un articolo di 2 giorni fa sul Corriere della Sera: bisogna stare attenti a questi spacciatori di paura, questa gente che viene, eccetera. Certamente la signora che è arrivata morta su una barca col figlio ancora attaccato al cordone ombelicale non era un delinquente. Il ragazzo che per centinaia di chilometri ha accompagnato dall'Afghanistan in Europa la nonna con la carrozzina, eccetera. Certo. Queste non sono persone, e allora tutti diciamo, noi abbiamo aiutato queste persone sul posto, e uno dice dobbiamo aiutarli sul posto, però bisogna distinguere, perché se sul posto c'è la guerra, se sul posto queste persone non hanno la casa, non possiamo aiutarle. Allora se vengono qui, vengono solo perché sono disperati. E tutti questi ragazzi che noi abbiamo fatto studiare, perché poi ognuno si porta appresso 10 persone, la nonna, i parenti, certo, eccetera, certo, non vogliono venire. Quindi se noi dobbiamo chiederci, ma chi ha provocato queste guerre? Chi li sovvenziona? Chi ha tolto le materie prime a queste persone? Perché queste persone hanno nel sottosuolo un sacco di ricchezze, certo, a parte il petrolio, ma hanno diamanti, hanno uranio, hanno silicio, sostanze che si usano oggi per i computer, eccetera. Allora, a quel punto, perché ci sono le guerre? Allora, forse noi europei, noi occidentali, prima di dire buttiamoli a mare, certo, ecco, certo, dobbiamo pensare, ma perché li abbiamo ridotti così? Io penso che se noi diamo l'opportunità di stare bene a casa loro, nessuno vorrebbe venire. E poi io dico sempre che forse dovremmo ricordarci che noi siamo andati, abbiamo invaso la Svizzera, abbiamo invaso il Nord Europa, abbiamo invaso l'America, e io mi ricordo mio nonno che mi diceva quando attraversavano clandestinamente l'oceano, ecco, però erano accolti negli Stati Uniti, erano accolti nelle altre nazioni, quindi dovremmo pensare ai nostri nonni, ai nostri avi che hanno fatto la nostra fortuna, ma perché gli altri sono stati generosi nell'accoglierli. Io penso che l'Europa non ha bisogno di costruire muri, e costruire barriere sia nei confronti degli altri paesi che nei confronti anche delle persone che ci vivono accanto è sempre fallimentare. Io penso che lo stare assieme agli altri, confrontarsi e soprattutto cercare di ascoltare non per comprendere gli altri e non per controbatterli è un fatto che dobbiamo fare sempre, perché solo così possiamo risolvere veramente i problemi. I fili spinati, i muri non servono a niente. Dottore, ogni quando voi andate lì solitamente? Siamo andati quasi ogni anno. Una volta l'anno? Una volta l'anno andiamo per 15-20 giorni. Certamente ci sono momenti in cui siamo andati magari dopo 8 mesi, momenti in cui siamo andati dopo un anno. Ma di solito vi accompagnano anche persone, cioè sì, volontari, gente che... Il gruppo diciamo storico è fatto da me, mia moglie e da un cardiologo, perché è necessario per fare gli ecocardiogrammi. Poi una volta è venuto un tecnico della RAI che ha fatto dei filmati, è venuto anche un giornalista, Calogero Giuffrida di Cattolica, che
ci aiuta anche è il direttore del nostro giornale, Sì, che sì, l'associazione sì, scrive un giornale Cardio News, sì, per sì. cercare di diffondere cultura sanitaria. E poi sono venuti nel tempo degli infermieri e anche dei ragazzi, anche giovani, ragazzi che studiavano medicina, ragazzi anche infermieri, oppure anche studenti addirittura dei licei, per fare un'esperienza, perché queste esperienze di volontariato diciamo, ti arricchiscono. Tu pensi di andare lì, andare in Tanzania, pensi di dare un aiuto, in realtà torni molto tu più arricchito più di quello che dai, ricevi da queste persone che non hanno niente, sorridono, e quando tu già li visiti, gli fai un sorriso, Certo, gli per dai... loro, ecco, stiamo vedendo le immagini. Ecco, Per loro quest'anno anche sono chiaramente. venuti, nel 2014, sono venuti anche dei dentisti, il dottor Marra, dei dentisti anche di Roma, e abbiamo fatto uno screening odontoiatrico ai ragazzi delle scuole di Pogolo. Circa 400 ragazzi sono stati visitati, ovviamente c'era tanta carie. Questi ragazzi in pratica nessuno li cura, perché purtroppo tutto quello che c'è di sanitario è un po' di tipo privatistico, e quindi perché non ci sono risorse, e l'aver fatto una prevenzione odontoiatrica è stato molto importante, perché sennò questi ragazzi fra qualche anno li ritroviamo senza denti. Certo. Ecco, perché non c'è, manco, devo dire, manco a volte nelle nostre regioni Sì, la cultura della prevenzione odontoiatrica. Immaginiamo in questi posti dove tu proprio non ti visiti, non hai l'idea che puoi fare visite odontoiatriche, visite cardiologiche. Addirittura all'inizio, quando noi siamo arrivati, qualcuno ci diceva: ma lasciate stare, ma tanto se si muore di cuore non interessa niente a nessuno. Oggi invece, quando noi passiamo con la macchina, c'è scritto associazione Lions d'Agrigento, cioè, dicono tutti, ecco, sono quelli del cuore, il cuore si chiama, si dice Moia, la gente comincia a dire: ah, ecco, sono tornati, allora possiamo visitarci. Allora è bello vedere... Cioè avete creato un'attesa che è importante. Un'attesa, e questo significa che finalmente, dopo anni, tu cominci, fai un cambiamento culturale, è quello importante, perché non è la visita in sé per sé che è indispensabile, ma l'idea che le persone dicono: abbiamo un corpo, abbiamo un cuore, abbiamo dei denti, possiamo diciamo, curarci, possiamo prevenire le malattie, e questo è veramente importante. Ed è a volte, nello stesso tempo, mortificante per me come medico poter vedere queste persone che veramente fanno 20-30 km a piedi, perché? Per farsi una visita, per farsi misurare la pressione, per farsi un elettrocardiogramma, per fare delle cose che noi consideriamo banali, ma che banali non lo sono per moltissime persone nel mondo. Diciamo, mancano, cioè non ci sono strutture sanitarie di base. Di lì, base, insomma, ecco, tu vedi persone che hanno gozzi carotidei e tiroidei di 15 centimetri, queste palle di pallone sempre pallone da football, che si portano appresso perché nessuno li può, ecco. E io penso che noi dobbiamo lottare per una sanità per tutti. Ci sono dei valori che sono la sanità, la salute, che non possono essere barattati con niente. Cioè noi abbiamo il dovere di lottare, perché poi alla fine tutti ti dicono: ma chi te lo fa fare, chi te lo fa fare, ma perché va, ma fate le vacanze, ma lascia stare, eccetera. Io penso che noi, quando una persona, se io volessi rendere schiavo a una persona, basta che tolgo un lavoro, una formazione, certo. la professione, la sanità, certo. la salute. Allora, nel momento in cui io penso che professione, lavoro e formazione e sanità sono i piedi di un tavolo, questo tavolo è la libertà. Se noi togliamo uno di questi piedi, la libertà crolla, non c'è libertà. E allora tutti noi abbiamo il dovere di lottare per la libertà, perché questo porta pace. Ecco perché, se noi portiamo salute e formazione, e abbiamo deciso di fare molta formazione, non diamo soldi a nessuno quando andiamo in Tanzania, diamo solo, paghiamo le tasse, paghiamo le borse di studio perché questi ragazzi possano studiare
e veramente un euro non l'abbiamo dato. Eccezionalmente quando i ragazzi si diplomano, a volte abbiamo portato delle cosiddette borse, che erano delle borse che io ho raccolto, borse che danno ai congressi, no? Sì. Abbiamo portato 200-300 borse di queste, mi sono fatto dare dai colleghi, abbiamo messo delle penne, dei block notice, dei dentifrici, dei deodoranti, e qualche volta, sempre dopo aver chiesto il permesso al vescovo, al direttore della scuola, una volta abbiamo messo 10.000 scellini tanzaniani che corrispondono a 5 euro. Questi erano felici di avere questi 5 euro, perché per la prima volta vedevano. Ecco, a noi è sempre interessato dare la possibilità di formarsi, e nell'attesa che si formino il personale giriamo con questo progetto Running Doctors per i villaggi, dicendo: visto che voi non potete venire a prendervi sanità, cerchiamo di portarvela a voi. Il problema è la continuità. Non è facile andare in continuazione perché ognuno c'è il lavoro, perché noi non facciamo questo perché non abbiamo niente da fare. Certo. Quindi lo facciamo durante le vacanze, lo facciamo quando possiamo, dobbiamo conciliare le ferie dei vari volontari. Logico, perché certo. non è Uno semplice. sottrae il proprio tempo, ecco. E poi libero, per fortuna, per esempio, abbiamo avuto ora una donazione di 10.000 euro dall'Unicredit, abbiamo comprato un altro piccolo ecocardiografo che è costato 22.000 euro, perché purtroppo in aereo, se non hai il piccolo apparecchio che pesa meno di 8 kg, ci sono problemi ogni volta a portarlo in aereo e anche a portarlo nelle macchine. E quindi tutto è stato fatto, volevo proprio stressarlo, con l'aiuto delle persone, perché non abbiamo avuto in linea di massima aiuti istituzionali. Abbiamo sempre, quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con l'aiuto delle persone che hanno donato. Quindi noi non abbiamo fatto, io, mia moglie e la comunità cristiana nel mondo, perché questa è la cosa importante. Noi andiamo nella missione della comunità cristiana nel mondo di Favara, di cui il padre spirituale era Monsignor Di Marco, era Don Saverio ora, e siamo stati solo dei trasmettitori, e basta, quindi non abbiamo tanto merito, abbiamo solo cercato di tesaurizzare quello che la generosità delle persone ci ha dato, e l'aver fatto studiare queste 200 persone è una cosa secondo me molto importante, che dovremmo fare, continuare a fare e continueremo a fare. Quindi diciamo, qualche medico, qualcuno che si vuole aggregare a voi quando partite, ma noi abbiamo sempre cercato dei cardiologi che possano aiutarci, perché quando ognuno di noi può fare quello che fa. Io non faccio lì il cardiochirurgo, faccio l'autista, faccio l'infermiere a fare elettrocardiogrammi, però quando tu hai davanti 100 persone che devi vedere, perché poi c'è anche un altro aspetto. Alle 7 di sera c'è un buio totale, quindi non c'è tanta luce, quindi devi essere già a casa, perché se ti succede qualcosa resti lì, non è che ci sono officine, non c'è niente. Quindi in una giornata hai bisogno di persone che ti supportano, e quindi devi correre, organizzarti quindi nel momento in cui, se noi avessimo dei volontari, anche medici, cardiologi, come vedi anche i dentisti sono venuti, che ci aiutassero potremmo essere di più, fare di più, certo. E questo potrebbe essere veramente una bellissima cosa. Ecco, io chiedo sempre alle persone, ai medici soprattutto, di darci un mese della loro vita per dare continuità. Bene, abbiamo parlato di poco, perché d'altronde è una cosa sicuramente lodevole e importante quella che fate, e quindi chi vuole donare, ecco, c'è nel vostro sito, ci sono tutte le indicazioni se qualcuno vuole fare un'offerta. Sì, c'è un numero anche della posta, perché qualunque offerta transita attraverso bollettino postale, anche per un problema di trasparenza, e ricordo che anche c'è il 5 per 1000 che si può donare, perché noi tutto quello che abbiamo comprato l'abbiamo comprato attraverso appunto le donazioni del 5 per 1000, questo è importante, perché tante volte i vostri commercialisti non lo sanno. E allora, se quando fate la denuncia dei redditi dite di donare il 5 per 1000 alla nostra associazione, è l'unica fonte reale di sostentamento
per le iniziative che abbiamo fatto, per esempio anche in Sicilia abbiamo comprato 3 computer alla San Vincenzo e Santa Margherita, perché c'erano dei bambini di un quartiere che il pomeriggio non riuscivano a fare i compiti, avevano necessità. Quindi a volte anche sul territorio cerchiamo di dare un sostegno a chi ce lo chiede, e abbiamo donato recentemente alla Casa della Salute di Santa Margherita un piccolo defibrillatore proprio la scorsa domenica, perché si è costituita questa Casa della Salute, stavano raccogliendo dei soldi per comprare il defibrillatore, e io come associazione ho comprato questo defibrillatore e lo abbiamo donato appunto alla Casa della Salute. Quindi cerchiamo anche sul territorio di fare il possibile per sopperire, ecco, nel rispetto ovviamente delle professionalità dei colleghi cardiologi, medici. Certo. Dottore, allora, parliamo anche di questi esami ecocardiografici che voi fate anche come associazione. Ho visto che ne avete fatti parecchi, Menfi, Santa Margherita, Montevago. Ecco, giorno 12 sarete anche a Cianciana, no? Sì, giorno 12. Ecco, solitamente li fate nelle parrocchie queste iniziative? Il concetto è fondamentale. Sempre come associazione a cuore aperto. Sì, noi abbiamo deciso di fare una prevenzione nell'ambito cardiovascolare. Allora ho pensato di fare in particolare per individuare eventuali aneurismi dell'aorta ascendente. Questi ecocardiogrammi che abbiamo fatto in tanti paesi e che continueremo a fare, perché tutti ci chiedono di farli nei vari paesi, ha lo scopo e deve essere questo ben chiaro, noi cerchiamo di fare ecocardiogrammi a pazienti che per alcuni motivi, soprattutto per esempio economici, non possono recarsi nei centri specialistici, non possono addirittura andare negli ospedali, pagare ticket, eccetera, e quindi noi cerchiamo di evitare che queste persone non abbiano sanità, come succede in Africa. Sì. Quindi non facciamo l'eco nei paesi per dare comodità alle persone a fare l'ecografia, tanto per fare, perché piuttosto che andare a Palermo, andare dal cardiologo, ecco, questo no, questo non è un concetto che vogliamo, ecco, facciamo gli echi. Allora questi pazienti vengono selezionati o da medici che conoscono le situazioni particolari e familiari dei pazienti, da sacerdoti che conoscono appunto sempre le situazioni economiche e familiari dei parrocchiani, e quindi lo facciamo o in centri sanitari dei comuni oppure nelle sale delle parrocchie. Ecco, questo è fondamentale, questo concetto, non è fare un eco, dare la possibilità a tutti di tanto. Certo, ci sono le strutture, uno se li fa all'ospedale, per che l'amor di Dio, certo. Ecco, però ci sono delle persone che non possono proprio farsi visitare, e allora a quel punto siamo noi che andiamo nei paesi per aiutare queste persone che hanno particolari problemi. Quindi allora, l'appuntamento è il 12 settembre a Cianciana. Ecco. La mattina. La mattina ovviamente c'è un certo numero di persone, e in certi paesi siamo ritornati altre volte quando le richieste sono maggiori, e in linea di massima una trentina di ecocardiogrammi che facciamo, e poi lo rifaremo in tanti altri paesi della provincia di Agrigento e anche del Trapanese, l'abbiamo fatto, del Palermitano. Ecco. Allora, il 12 settembre introduciamo anche così un'altra iniziativa. La mattina sarete a fare attività di esami ecocardiografici a Cianciana. Nel pomeriggio invece c'è una riunione dell'associazione a cuore aperto a Favara, dove parlerete di alcune iniziative, fra cui c'è il dottore Antonio Patti, il dottore Fabio Giolo. Ecco, e lei diciamo, sarà lì dove parlerà delle nuove metodiche di trattamento mini-invasivo a cuore battente delle valvole aortica e mitralica. Leggo, fino ad oggi si sono impiantate senza aprire lo sterno o attraverso l'apice del cuore mediante una piccola toracotomia, o soprattutto attraverso l'arteria dell'inguine, la femorale, sempre a cuore battente. Ecco, iniziamo questa, diciamo, seconda parte della nostra intervista per parlare di queste novità che il dottore Giovanni Ruvolo diciamo, ci spiegherà, che riguarda la sostituzione delle valvole aortiche e mitralica
Vediamo il filmato, io introduco perché Sì. è una materia difficilissima, per cui mi limito a introdurre, poi chiaramente il cardiochirurgo ci farà vedere questi due filmati che voglio di nuovo dirlo. Ringraziamo il dottore Ruvolo perché in anteprima li stiamo dando qui a TVA. Mi diceva il dottore Ruvolo che qualche mese fa è stato alla Rai 3 a Gheo, ma ancora non avevano l'autorizzazione per trasmetterle. Noi la ringraziamo e diamo la possibilità ai tanti utenti di TVA che si vede in Sicilia e Bassa Calabria, ma lo metteremo anche su streaming, lo metteremo nel video nel nostro sito che si vede in tutto il mondo. Ecco, questi due filmati che, ripeto e ringrazio, sono in anteprima per Televideo Agrigento, che il dottore Ruvolo ci ha veramente fatto il grande onore di vederli e farli vedere ai nostri utenti. Allora, il primo si tratta di una sostituzione di una valvola aortica e mitralica, giusto dottore? Sì, allora, prego, innanzitutto volevo dire questo: il cuore è una pompa. Allora, quando il sangue che è stato utilizzato e ha ceduto l'ossigeno a tutti gli organi del corpo deve ritornare al cuore e torna alla parte destra del cuore, dove abbiamo un atrio e un ventricolo destro che pompano il sangue nei polmoni perché il sangue possa essere ossigenato. Dopo che il sangue è ossigenato, va nella parte sinistra del cuore, in modo che questa parte sinistra del cuore, che è formata da una prima cavità che si chiama atrio e poi dalla vera pompa stiamo vedendo proprio una fotografia. La vera pompa del cuore, che è il ventricolo sinistro, e viene il sangue pompato in tutto il corpo. Ecco, dalla prima cavità l'atrio alla pompa ventricolo sinistro c'è una valvola che si chiama valvola mitralica. Dopodiché questo che si apre per riempire la parte sinistra del cuore, il ventricolo sinistro. Dal ventricolo sinistro poi questo sangue viene pompato in questo grosso vaso del corpo che si chiama aorta, e tra il ventricolo sinistro e aorta c'è questa valvola che si chiama aorta. Ovviamente, essendo la pompa, il ventricolo sinistro, una pompa che aspira e manda, quando il cuore si deve riempire, la valvola mitrale si apre, la valvola aortica è chiusa. Quando il cuore si è riempito e il cuore pompa verso l'aorta, si chiude la valvola mitrale e si apre la valvola aortica. Che cosa accade? Che quando ci sono delle patologie che sono o perché le valvole si stringono troppo, si calcificano, per esempio per reumatismo, per malattie varie, perché uno fuma, ecco, e allora si chiamano diciamo stenosi delle valvole, che possono essere stenosi della valvola mitrale o aortica, e in più queste valvole, quando si rovinano, poi si calcificano. A volte ci sono anche delle patologie invece in cui queste valvole non riescono a chiudersi bene, allora si dice che le valvole sono insufficienti, come quando la porta resta aperta e quindi c'è. Allora, quando sono insufficienti, ovviamente il sangue, invece che andare in maniera anteriore, tornano indietro. certo. Queste patologie valvolari si possono o correggere, quindi la valvola non si sostituisce, oppure si possono le valvole sostituire perché non sono più correggibili tecnicamente. Fino ad oggi che diciamo, queste valvole in genere si sono corrette o sostituite aprendo il torace, facendo una sternotomia mediana, si dice, aprendo questo l'osso centrale. Anche di quando il dottore Ruvolo era a Palermo. E se Davide un attimo la manda in onda, ecco, queste sono delle immagini che abbiamo fatto quando alcuni anni fa, gliele faccio vedere perché forse quando eravamo non le ricordo più. Non me le ricordo più. No, giusto per far capire. Questa è una macchina cuore, dei video, ecco, parliamo anche. Questa è una macchina cuore-polmone, perché quando si apre il torace e si ferma il cuore, ci deve essere, si dice a cuore aperto, ci deve essere una macchina che deve sostituire il cuore e i polmoni, perché il cuore e i polmoni sono fermi. Credo, sono io, ecco, sì, che opero quando ero più giovane a Palermo. Abbiamo forse pochi in Sicilia, tra cui noi. Esattamente. Ecco, quindi il cuore è fermo, i polmoni sono fermi e si fa a cuore aperto aprendo lo sterno. Queste nuove tecniche mini-invasive che cosa fanno? Si impiantano, fino ad oggi si è impiantata la valvola aortica e attraverso due sistemi, diciamo, con tecniche mini-invasive.
Uno, e possiamo vedere il primo filmato, Ecco, attraverso una piccola incisione che si fa nel torace e non c'è bisogno più di aprire di fare l'intervento. Esatto, Ecco. no, l'intervento, questa è una piccola... No, di aprire proprio il torace, lo sterno, attraverso la punta del cuore. In genere si fa quando si dice una stenosi aortica, cioè quando la valvola è stretta, calcifica, che non si apre, si infila un catetere attraverso la valvola, la punta del cuore, si dilata questa valvola che vedete brutta, calcifica, in modo tale da provocare spazio, e sempre attraverso lo stessa via d'accesso si inserisce la valvola. Questo supporto della valvola sono che si stringono e si allargano a seconda del freddo o del caldo, e quindi vedete come questa valvola, senza cucirla, senza niente, viene praticamente a dilatarsi e a inserirsi all'interno della valvola calcifica che il paziente ha. Questo si chiama approccio transapicale, cioè attraverso l'apice del cuore. Vedete la valvola del paziente calcifica all'esterno e invece la protesi valvolare biologica che è all'interno, senza che noi abbiamo aperto. Ecco. Questo lo facciamo i chirurghi assieme ai cardiologi. Poi c'è anche questo approccio transapicale, coinvolge da alcuni anni che questo si fa ormai nel mondo, e si è iniziata nel 2008 le prime esperienze di questo tipo, e oggi sono tecniche ormai consolidate. Addirittura nell'altro approccio che interessa soprattutto i cardiologi, cioè che fanno i cardiologi in emodinamica, l'approccio può essere, cioè la via di ingresso della valvola può essere l'arteria dell'inguine, che è quindi un approccio, si dice, ecco, questo è il secondo filmato, transfemorale, cioè dall'arteria, come quando si fa una coronarografia, per intenderci. Sempre, invece che attraverso la punta del cuore, quindi addirittura senza incidere neppure il torace con una piccola incisione, si va dall'inguine, si fa lo stesso processo, cioè vedete un palloncino che dilata la valvola che è tutta calcifica, e che noi chirurgicamente quando apriamo lo sterno togliamo, la portiamo via e poi ci cuciamo sopra la valvola. Invece qui i cardiologi o i chirurghi attraverso sempre l'arteria femorale portano una protesi biologica, che ovviamente sono protesi biologiche, all'interno della valvola calcificata del paziente. Queste procedure, volevo però volevo sottolineare un aspetto importante. Sì. Non è che una procedura è meglio dell'altra, perché sennò il paziente cominciano tutti a venire dicendo allora io voglio quell'accesso perché non mi si apre il torace. Costosi, esattamente, no, a parte il problema costoso, perché voi capite che l'industria, dicevo prima, ogni valvola di questo tipo costa circa 20-22 mila euro, mentre le protesi che noi mettiamo chirurgicamente costano intorno ai 2.500 euro, 2.300 euro. Però il concetto fondamentale è questo: non c'è una tecnica che certamente è migliore, perché se no io come medico consiglierei solo quello. Questi approcci, e questo vale per tutta la chirurgia meno-invasiva, ogni paziente, è il paziente che, dico sempre, che comanda. Quindi le tecniche sono adattate al paziente. A un paziente è meglio una tecnica di un certo tipo, a un altro paziente. In particolare, questi approcci dell'impianto della protesi aortica nella stenosi aortica, quando si fanno in questo momento? Quando la cardiochirurgia classica, cioè con l'apertura dello sterno, a cuore aperto, o anche quella mini-invasiva che non sia questo, dice che l'intervento è troppo rischioso e allora meglio fare una procedura per via mini-invasiva, perché quell'altro espone il paziente al rischio eccessivo. Allora, dopo una discussione, si dice, c'è un cosiddetto heart team, c'è un team del cuore fatto da cardiologi, da cardiochirurghi, addirittura da anestesisti, da geriatri, per cui decidono
qual è la tecnica migliore per questo paziente? Certo, Perché certo. questo approccio in un soggetto giovane che ha 40 anni, questo approccio non va bene. Qual è il problema? Quando noi operiamo per via classica togliamo la protesi, che è la valvola del paziente, che è calcifica. E immaginate voi come se fosse un cavolfiore di calcio, mentre quando si usano queste tecniche la valvola viene impiantata all'interno della valvola del paziente, che resta all'interno con tutte le calcificazioni, può creare dei problemi. Quindi questo è un massaggio importante. Le tecniche mini-invasive hanno molto spesso certamente un vantaggio estetico, che dall'esterno non si vede quello che si fa all'interno, però non è che sempre la tecnica mini-invasiva, e questo vale in tutte le chirurgie, è migliore di quella classica. Quindi il chirurgo, parlando col paziente, valutando le problematiche del paziente, di volta in volta decide qual è la soluzione migliore per quel singolo paziente, e poi si deve mettere al posto del malato e dice: io che cosa mi farei fare se fossi al posto, no mio padre, no, io stesso come medico dico: io al posto del paziente in quelle condizioni, con questa età, con queste patologie associate, direi che la soluzione migliore è questo tipo di approccio. Non ha importanza se poi è più invasivo o meno invasivo, è importante che sia l'approccio che fa rischiare di meno. Quindi questo è importante, perché sennò tutti i pazienti, quando vedono queste trasmissioni, poi tutti vanno su internet ormai e dicono: io vorrei fatto quello per cui il taglio è minore. No, non è un discorso che bisogna fare, bisogna dire qual è l'intervento, qual è l'approccio che mi fa correre meno rischi per la mia problematica. Questo è fondamentale. È giusto che le persone che non sono medici, che non sono personale sanitario e quindi non sono al corrente di certe situazioni, capiscano, perché se no facciamo tutto attraverso internet, come se il paziente non esistesse più. Invece è il paziente che deve dire al medico che cosa è meglio per lui. Allora, vorrei ricordare che voi siete stati i primi al mondo a Tor Vergata, dove lei appunto dirige. Sì. Questa sostituzione, questo impianto delle protesi aortiche, no, ormai è qualcosa che si fa da alcuni anni in tutto il mondo, in tutta Italia. Quello che noi abbiamo fatto per primi al mondo è la sostituzione a cuore battente dell'impianto non sulla valvola aortica ma sulla valvola mitrale. C'è la fotografia di prima in cui in pratica la valvola mitrale, sempre attraverso l'apice del cuore, è stata impiantata quella parte verde chiara, ecco. Mentre per la valvola aortica, ormai questa è una tecnica che da alcuni anni si fa, le clip prima. Ora, questa invece è una foto, ancora non ci sono addirittura delle clip per la valvola mitrale, perché sono delle cose ancora troppo innovative, e l'abbiamo fatto per la prima volta a cuore battente a Roma, a Tor Vergata, con l'equipe fatta dal professor Romeo, dal professor Russia, me come cardiochirurgo, un gruppo degli anestesisti, e l'abbiamo fatta per via transapicale e poi quindi a cuore battente senza aprire lo sterno. L'abbiamo fatta in un paziente che io avevo operato 21 anni fa di bypass coronarico e che aveva una insufficienza della valvola mitrale e che aveva talmente un rischio operatorio alto che io ho sconsigliato l'intervento classico di sostituzione della valvola mitrale. Allora, per motivi, perché addirittura ancora non ci sono i trials, sono stati autorizzati ora sia dall'FDA americana che anche in Europa, e l'abbiamo fatto per motivi cosiddetti compassionevoli, cioè quando ancora non esistono le condizioni per fare uno studio clinico randomizzato, cioè ben programmato, ecco, il comitato etico dell'ospedale, d'accordo su richiesta del paziente e dei cardiochirurghi e dei colleghi, autorizzano a fare degli impianti che ancora manco sono considerati sperimentali, quindi per questo siamo stati veramente i primi al mondo. Poi in assoluto nessuno aveva fatto una sostituzione, un impianto di protesi mitralica attraverso
l'arteria femorale, sempre a Tor Vergata. Quindi questa protesi mitrale che è stata impiantata sia attraverso l'apice del cuore a cuore battente. C'erano stati dei tentativi fatti non a cuore battente, che, ecco, invece a Tor Vergata... Ma il paziente va anestetizzato? Il paziente in questa prima fase, essendo proprio anche essendo una, diciamo, procedura anche per noi, direi, sperimentale, abbiamo preferito per questi primissimi casi addormentarlo per maggiore sicurezza del paziente, in modo che si potesse anche fare un ecotransesofageo. Abbiamo fatto nella sala di emodinamica e ovviamente c'eravamo l'equipe cardiologiche e cardiochirurgiche, che il direttore della cardiologia è il professor Romeo. Io dirigo sono professore della cardiochirurgia. Questa foto, vedete l'equipe di questo primo intervento mondiale, e in questa foto ci sono gli americani che hanno costruito la valvola e che hanno scelto Roma. Addirittura ora, visti anche i buoni risultati avuti e anche rispetto ad altre problematiche che hanno avuto in altri centri di cardiochirurgia, siamo stati scelti da questa ditta, che è l'unica che al momento possiede il brevetto per iniziare lo studio sperimentale. Non si può mettere, non è ancora una fase, diciamo... Ora inizierà lo studio sperimentale. Quindi, mentre per l'impianto dell'aorta, la sostituzione dell'aorta, ormai queste protesi possono essere messe in qualunque sala di emodinamica, si mettono anche in Sicilia, a Palermo, a Catania. Ecco, questa valvola mitrale ancora non è distribuita, ecco, quindi sono delle protesi che vanno migliorando sempre di più, perché voi capite che bisogna usare anche degli introduttori molto piccoli, ecco, e poi di volta in volta ci sono dei miglioramenti tecnici che facilitano l'impianto. Inizierà questo studio clinico randomizzato invece questa volta, in cui ci sarà un controllo. Mentre i primi casi li abbiamo fatto per uso compassionevole, che i pazienti insomma stavano troppo male. Ecco, ora invece inizierà uno studio ben clinicamente controllato, randomizzato, approvato dal comitato etico, in cui impianteremo delle valvole mitrali sia per via, una parte per via transapicale ancora, una parte per via transfemorale, e poi alla fine si deciderà se veramente il beneficio è maggiore dei problemi che possono dare questo tipo di tecniche alternative. Io penso, come è successo già per la valvola aortica, per cui quella è diventata ormai una tecnica, direi, che molti centri di cardiologia e cardiochirurgia utilizzano, questa tecnica dell'impianto mitrale per via percutanea o transapicale sarà una tecnica che nel giro di 4-5 anni sarà a disposizione di tutti. E devo dire, io sono un cardiochirurgo, però devo ammettere che i risultati, almeno di questi primi casi, sono stati così eclatanti, e così, anche perché erano pazienti che io mai avrei, e un cardiochirurgo mai avrebbe operato, perché il paziente non era in condizione. È altissimo rischio. E quindi era proprio, diciamo, l'ultimo tentativo per cui esattamente. avete... si dice compassionevole, appunto. Ma poi come è andato l'intervento? Sono andati molto bene, addirittura c'è un paziente che ho sentito l'altro giorno, ogni tanto mi chiama, il paziente a cui che io ho operato 21 anni fa di 3 bypass coronarici, e che non riusciva più a camminare, aveva un affanno importante, e mi ha chiamato dicendomi che gli abbiamo cambiato la vita e che finalmente può rimettersi in sella alla sua Kawasaki, perché lui è un appassionato di moto e che ha una moto per cui vuole scorazzare nuovamente con la sua moto. Ha 73 anni, quindi, diciamo, e quindi è un paziente, una bella notizia, ho la foto, anche, appunto, la foto, diciamo, un'età avanzata, ecco, ancora e si può, diciamo, risolvere questi problemi cardiochirurgici. Tenendo presente... Il bello del dottore Ruvola è che stiamo parlando di cose come se
insomma è giusto, parliamo di cosa mangiamo già a tavola, insomma, parliamo di cose di altissimo rischio, il cuore, per cui chiaramente se Davide mi manda 2 immagini del dottore mentre operava, così anche per fare vedere, dico, parliamo di cose ad altissimo rischio, per cui chiaramente fa piacere, insomma, sentire che ma devo dire che pazienti, nonostante l'età, insomma, possono ancora tornare sulla Kawasaki. Esattamente, Ce l'auguriamo, sì. Quando abbiamo finito l'intervento, voi potete immaginare l'ansia che avevamo tutti nel fare questo primo intervento al mondo con un paziente che, parliamoci chiaro, insomma, era a rischio altissimo e che poteva arrestarsi nella sala di emodinamica, poteva... Però il paziente era consapevole di questo rischio, giusto? Il paziente era non solo consapevole... Di quello compassionevole. No, abbiamo fatto 3 di questi. I pazienti erano tutti uomini, no? Sì, tutti uomini sono stati, per quanto riguarda la mitrale. E non solo erano consapevoli, ma loro stessi hanno insistito, abbiamo chiamato i familiari, perché non c'era però non è, ecco, un altro concetto che a me piace e mi sembra giusto che le persone sappiano. Quando noi operiamo, a volte ci si dice ma diamo una possibilità su 1 milione, proviamo, eccetera. No, questo è un concetto che io non è giusto. Io penso che nella vita, se il rischio è troppo elevato, non bisogna operare. Perché restare in una rianimazione per mesi, con catetere, eccetera, io penso che bisogna avere il coraggio di dirlo, c'è un'etica della morte, cioè se si arriva a un punto di rischi proibitivi, è bello stare con i propri figli, con la moglie, con il marito, insomma, passare gli ultimi momenti della propria vita a casa propria con i tuoi familiari. Ecco, non bisogna insistere, perché a volte noi ci troviamo pressati anche da colleghi, e dire ma facciamolo tanto così. Non è una cosa bella, perché e allo stesso tempo questo è un mestiere bellissimo. Perché? Qual è la differenza tra gli altri mestieri? Tutti i mestieri danno dignità all'uomo, non c'è differenza tra un mestiere e l'altro riguardo la dignità di chi fa il mestiere, perché tutto dipende. Io posso essere un pessimo professore universitario e uno che fa un altro lavoro essere un ottimo professionista di qualunque altro tipo, insomma, ecco. Quello che fa la differenza è come tu fai il lavoro che fai. Questo è un lavoro però che ti dà moltissimo, perché quando io dico sempre, quando un paziente arriva in ospedale, quando siamo fuori siamo tutti prof, commentatori, siamo tutti eccetera, però io dico a volte siamo uomini con la U piccola. Quando invece si viene in un ospedale e si ha una patologia importante, che cosa succede? Che tu, quella prof, com, eccetera, scompaiono. E allora sarà paura, sarà consapevolezza che si ritorna al minimo denominatore comune, però quella U di uomo che fuori era piccola, secondo me diventa grande. E allora che cosa succede? Che tu in quei momenti, in quei giorni in cui ti hai ricoverato, ti dai completamente. E io, come una spugna, imparo dall'uomo con la U maiuscola, perché non mi dice bugie, mi dice la sua esperienza e mi dà la sua umanità. E io, come un piccolo allievo, imparo dal grande uomo. Non ha importanza se è uno che ha la quinta elementare, se è un professore, se è un ingegnere, se fa il centralinista o fa il grande scienziato della NASA. Ecco, è l'uomo che mi insegna qualcosa della sua vita, per cui io acquisisco e in quel momento io imparo. Poi tu fermi il cuore, oppure gli fai un trattamento,
poi il paziente si risveglia, apre gli occhi, ti guarda, ti dà quel sorriso, allora tu ti senti veramente bene. E allora quella sensazione io penso che sarà difficile chi lavora in banca, chi lavora alle poste, pur facendo un grande lavoro, non può averla, perché hai in quelle pupille, in quegli occhi, in quel momento hai qualcosa che ti trasmette l'uomo nella sua essenza, nella sua umanità, e questo ti rende felice. Dottore, queste sono delle parole bellissime, che ancora una volta, come dicevo all'inizio, mette in risalto la sua umanità. Veramente questa cosa mi ha molto colpito. Cioè l'uomo davanti all'uomo, ecco, diciamo, senza i prof, senza i dot, senza... È l'unica ecco, cosa seria per cui vale la pena fare il suo mestiere, perché se no non varrebbe più la pena, perché la gente ormai si parla di contratto sanitario, addirittura qualcuno ha messo in giro, cioè vorrebbe mettere in giro, si parla di contratto, addirittura tu vieni in ospedale e io ti devo garantire il risultato, eccetera. Finiamola con queste cose. Purtroppo noi siamo aggrediti ora, sta diventando una cosa impossibile, cioè qualunque complicazione, io lo vedo anche a Roma soprattutto, più che in Sicilia, io vedo anche con i colleghi, eccetera, qualunque complicazione, qualunque cosa accade ai pazienti, hai addosso la magistratura. Questo è un altro messaggio. Si perde anche quella serenità, quella tranquillità nel fare il proprio lavoro. Che non fate più lavorare i medici in maniera seria. Cioè noi la mattina non andiamo in ospedale per aiutare le persone, mica andiamo in ospedale per creare problemi, per dare complicazioni. Quindi cercate di far lavorare bene i medici, e di farle lavorare serenamente, e quello che noi diamo la vita per queste cose. Quindi io penso che deve ricostituirsi addirittura quel rapporto che c'era una volta tra medico e paziente. Quella fiducia anche che è alla base. Se non c'è quella fiducia, non c'è quel rapporto per cui io mi sento che ho nelle mani la vita di una persona. E voi capite che per me non solo è emozionante, ma mi dà una grande responsabilità ogni volta che faccio un intervento, ogni volta che e allora bisogna evitare che ci siano queste guerre più che si stanno diventando tra paziente e medico, per paziente, perché se no questo comporterà una difesa da parte del sistema medico, e sempre di più sta succedendo negli ospedali che i medici dicono: noi appena il rischio diventa un poco alto, il paziente non verrà più operato. State attenti, perché si rischia anche di non mettervi nelle mani di alcuni che vi dicono tanto questi le soldi, l'assicurazione. Non è vero. Ormai è una situazione disastrosa dal punto di vista sanitario, quindi date serenità a tutti i medici. Io vedo i ginecologi, i chirurghi, siamo tutti, e questa è una cosa, ricostituiamo quel rapporto di serenità e di fiducia che c'era una volta, che i nostri medici di famiglia dicono che esisteva, e che io mi ricordo quando ero più giovane. Bello, queste parole sono molto belle, dottore Ruo, veramente portare quella serenità e quella fiducia che deve esistere, ci deve essere, e che c'è stata, come diceva lei, nei nostri nonni, fra il medico e il paziente, è importante anche le strutture sanitarie. Allora, noi abbiamo gli ultimi 2 minuti del nostro spazio concesso, così, lei parlava di interventi agli uomini, una casistica nella sua esperienza. Soffre più di cuore l'uomo o la donna? Ecco, i casi che lei ha operato, dico così. Ma io penso più l'uomo, forse. Inizialmente, quando ero più giovane, che ormai sono cardiochirurgo dal 70, ho iniziato a fare il suo mestiere a Catania nel 77, erano soprattutto gli uomini che venivano da noi per un problema coronarico. Ora vengono tante donne, ma forse la donna fa lo stesso lavoro dell'uomo, e quindi ci sono tante donne che vengono sia per le coronarie soprattutto che per patologie. È cambiata la patologia invece. Prima c'erano molte valvolopatie reumatiche, ora il reumatismo non c'è più, ci sono gli immigrati che arrivano con patologie che riguardano le valvole, appunto mitrale, aorta, perché si portano appresso i reumatismi che ormai da noi non ci sono più. C'è molta patologia che riguarda le arterie coronarie, sia gli uomini che le donne, però devo dire che la cardiologia interventistica
voglio essere più chiaro, cioè quando si mettono cosiddetti stent coronari, c'è l'angioplastica coronarica, ha tolto molto... Quelli che allargano le aorte. Diciamo, le arterie coronarie si mettono, prima si dilatavano semplicemente con un palloncino, ora si mettono dentro i cosiddetti stent, sono come dei tubicini, ecco, però... questa è una patologia che è aumentata, ma la cardiologia interventistica riesce a trattare, e quindi la cardiochirurgia sta avendo obiettivamente un ruolo sempre inferiore rispetto a 20 anni prima, dove tante patologie potevano essere curate solo con la chirurgia. Ora direi, però anche questo è un concetto importante, e bisogna ricordarsi che esiste la terapia medica, esiste la cardiologia interventistica ed esiste la cardiochirurgia. Non c'è un trattamento migliore o peggiore, c'è il trattamento migliore per il paziente. Quindi sono opzioni che vanno sincronizzate, che sono complementari, perché se io opero o mettono uno stent i cardiologi, non è che ho risolto la cardiopatia ischemica, ho tamponato la situazione. I cardiologi hanno messo un tubo metallico all'interno, ora sono questi riassorbibili, però voglio dire, se tu non fai prevenzione, se non abbassi il colesterolo, se non stai attento al diabete, se non cammini, se non ti muovi, eccetera, non hai fatto niente, perché è la stessa cosa se fai il bypass coronarico oppure no. Ecco, Dottore, mi scusi, ultima domanda, prima, si soffre di più il caldo o il freddo? Ma io... Come lei parlava poco fa di caldo e certamente di freddo. il freddo cosa fa? È un vasocostrittore. Quindi, per esempio, ora sarà un problema in autunno, molti cominciano a dire la pressione mi si è alzata di nuovo, perché d'estate il caldo è un vasodilatatore, e quindi molti d'estate hanno necessità di ridurre i farmaci ipotensivi, poi durante ottobre, novembre, eccetera, bisogna riprendere i farmaci, aumentarli. Quindi, come sempre, aumenta la pressione, allora aumentano magari le rotture dell'aorta, le dissezioni, ecco, ma è legato un po' al sistema cardiovascolare, perché non bisogna scordarsi che non c'è solo, uno pensa sempre al cuore, ma si chiama sistema cardiovascolare. Cuore è come un'autoclave che manda acqua in un circuito. Se il circuito non funziona, non funziona manco l'autoclave. Quindi bisogna sempre pensare che tutti questi fenomeni vasomotori, eccetera, sono fenomeni che interferiscono con tutta una serie di recettori e meccanismi con la funzione cardiaca. Quindi il freddo è un vasocostrittore, aumenta, eccetera, come quando ci arrabbiamo, aumentano le catecolamine, quindi dovremmo essere un po' più tranquilli, dovremmo pensare, eccetera. Forse dovremmo essere meno allenatori della nazionale, meno governatori, perché facciamo i governi, facciamo le squadre, siamo tutti bravi, ci arrabbiamo, per niente, dovremmo essere più sereni. Quindi più prevenzione, ecco, chiudiamo questa nostra intervista con un consiglio che il dottore Ruvolo dà ai tanti spettatori e io vedo che ci vedono, una cosa per la nostra salute, che volevo mettere in evidenza, è che andando a fare queste visite cardiologiche nelle scuole, per esempio alle elementari o alle medie, ecco, che cosa abbiamo notato? Che i ragazzini stanno diventando troppo grassi. Abbiamo incontrato un sacco di bambini grassi. Allora io mi rivolgo alle mamme. Non dite dopo lo sviluppo si sistema, no, l'avete rovinato da piccolini, quindi bisogna stare attenti a un'alimentazione che non sia, evitate tutte queste briochine, tutte queste cose, ecco, cercate di non fare aumentare di peso i ragazzini, riducete i dolci, ormai c'è sempre una festa, un compleanno, eccetera, quindi bisogna un po' evitare che ci sia questa obesità nei bambini, perché questi ragazzini sono delle cambiali. Quindi sono ragazzini che poi a 40 anni avranno l'ipertensione, avranno il diabete, avranno necessità di essere operati, e mi sembra questo un allarme che vorrei lanciare, perché quando abbiamo rovinato un ragazzino, poi abbiamo rovinato un individuo per tutta la vita. Quindi noi adulti possiamo rallentare. Ecco, per esempio molti per fare 100 metri prendono la macchina.
Ecco, nei nostri paesi che sono in linea di massima piani, hanno piccole salite eccetera, evitiamo di prendere la macchina e allora camminando molto si brucia il colesterolo, si bruciano i grassi, si brucia lo zucchero e le malattie si rallentano, ma soprattutto pensiamo a questi ragazzini con una sana alimentazione, evitando tutti i giorni di riempirli di grassi, di dolci e di mangiare troppo, perché l'alimentazione vedo eccessiva, squilibrata, secondo me è una delle cause principali, ecco, delle patologie cardiovascolari. Bene, con queste parole noi ringraziamo il cardiochirurgo, il dottore Giovanni Ruvolo, che ci ha dato il piacere di essere intervistato dopo alcuni mesi che lo cercavamo, ci ha fatto anche vedere dei filmati in esclusiva per la nostra emittente. Ricordo che il dottore Giovanni Ruvolo è anche presidente dell'associazione A Cuore Aperto, si occupano di prevenzione, in particolare a Ipogolo in Tanzania, ma è anche direttore della chirurgia dell'Università Tor Vergata di Roma. Gli facciamo i migliori auguri. Noi speriamo, vi abbiamo fatto vedere un filmato girato all'Università di Palermo quando era fino a qualche mese fa a Palermo. Speriamo di venire anche a Roma, dottore Ruvolo, e di fare un servizio su queste novità che in anteprima ha voluto regalare a TVA. Io lo ringrazio, in particolare facciamo questa prevenzione. L'ultima domanda è importante, ecco, ricordiamolo, prevenzione in particolare verso i bambini nel farli mangiare, è importantissimo, dottore Ruvolo, vero? Senz'altro. Grazie ai nostri telespettatori, ricordo sempre TVA in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, canale 92, fate 92 e vedete TVA, vi potete sintonizzare per questa bella intervista che il dottore Ruvolo ci ha rilasciato. Grazie e una buona giornata e buone ferie per chi deve andare in ferie e buon ritorno al lavoro per chi ha finito le ferie e ritorna a lavorare. Grazie, buonasera.